i giorni scorrere sul calendario. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Un'auto da Fè. Benvenuti in onda, ascolta questo botto, siamo qui per svelare ogni complotto. Benvenuti in onda, ascolta questo botto, siamo qui per svelare ogni complotto. A tenervi compagnia, di sicuro non è una spia. Benvenuti in onda, ascolta questo botto, siamo qui per svelare ogni complotto. A tenervi compagnia, di sicuro non è una spia. E la cosa incredibile, preoccupante, direi quasi oscena, è che questa seconda parte di sigla si inserisce perfettissimamente, secondo me, non so cosa pensa Max del Papa, che ringrazio, saluto e che è con noi stavolta in telefonica, si inserisce perfettamente nello spirito del tempo. Che ne dici, Max? Tra l'altro, fammi aggiungere una cosa, se non l'avete ancora comprato o letto, compratelo, leggetelo, noi non ci salviamo. La strage infinita e il male dentro, per sempre, l'ultimo libro di Max del Papa, lo trovate facilissimamente su tutte le piattaforme online e non online. Buongiorno intanto Max. Buongiorno e grazie, perché sì, anche questo è un libro nello spirito del tempo, ecco. Mettiamola così. Che si confà con quella oscena sigla che abbiamo rappezzato sulla sigla precedente. Ma i tempi sono osceni, i tempi certo. sono quelli di una Presidente dell'Unione Europea alla quale un giornale ha dato della ladra e della bugiarda e un tribunale europeo ha confermato. Perché non sono cose che diciamo noi, ma che sono dette da loro. Sì, poi magari alzano questi messaggi. Poi c'è qualcuno che alza il sopracciglietto perché Trump sarebbe in conflitto di interessi e gli hanno regalato qualcosetta a qualcuno. Qualcosetta a qualcuno, ma qua stiamo parlando di miliardi e miliardi. Io mi permetto di ricordare che questa qui fa gli affari e loschi, ma sulla pelle dei cittadini che diventano malati, quindi avrò anche voce in capitolo, cioè che io mi curo un cancro, le conseguenze di un cancro da 2 anni, perché questa qui deve negoziare 4 miliardi di dosi per un giro di 500 miliardi di vaccini mai testati, dannosi, che avevano detto che erano dannosi, e quando viene fuori tutto fa scomparire gli SMS, perché 500 miliardi da fare si negoziano con gli SMS, cosa che aveva già fatto in Germania ai tempi dello scandalo delle consulenze, riempiva i servi di consulenze, tutto con gli SMS, e poi guarda caso gli si cancellano sempre. Il New York Times ha detto no, non è vero questo. L'Unione Europea, Mattarella dice che non si torna indietro, ce ne vuole di più, deve darsi una svegliata, nessun dorma. L'Unione Europea ce ne vuole di più. È quella che prima ha detto questi messaggi non si devono vedere. Poi ha detto no, ma non esistono. Ma c'è un tribunale, adesso, no? Il tribunale lo ha detto, non è che lo dice appunto qualcuno. L'ha detto il tribunale e l'ha detto un giornale, che il New York Times, che è stata una cassa di risonanza formidabile per i vaccini, cioè, progressista, antitrampiano, eccetera. Però evidentemente sarà la riconversione, sarà quello che vuoi, tra i tanti difetti, però in America sopravvive un senso dell'informazione. Per cui e poi ragazzi stiamo parlando di un affare, Max, come tu giustamente scrivi in un tuo ultimo articolo sul giornale d'Italia.it, no? Stiamo parlando di un affare che fa girare qualcosa come 500 miliardi solo per Pfizer. Solo per Pfizer. Adesso ne vogliono far girare 800 miliardi solo per l'industria bellica tedesca, e quindi siamo sempre lì. Sono affari in mani giganteschi, solo che con questi affari qua mandi a morire la gente. O di vaccino o di guerra li mandi a morire. Ma a parte il fatto che sono dei malviventi, sono dei criminali che fanno impallidire Hitler. Il punto, ma il punto, Max, è che tu non puoi pensare che una persona normale possa digerire il fatto che affari di questa portata di centinaia di miliardi te li giochi
su messaggini SMS per fare affari di Esatto. questo genere che poi dici di aver perso accidentalmente. No, ha perso i messaggi, li ha persi, però non si devono vedere. Però scusami, allora il New York Times ha fatto il suo lavoro, ma qua chi è che lo sta facendo il suo lavoro su sta roba da noi, in Italia? In Italia qualcosa fa La Verità. Il New Corriere Perché della è Sera l'unico- cosa sta facendo? No, non è neanche proponibile. Lo fa La Verità, naturalmente è un giornale che fa 30.000 copie, 23.000 copie, fa quello che può. Lo fa perché al momento è l'unico che a destra non è controllato da Angelucci. Perché se no Angelucci, con tutti gli interessi che ha nella sanità privata, infatti tutti gli altri giornali, Libero, il Giornale, Il Tempo, eccetera, tutto fanno meno che occuparsi di quello. Poi c'è una polverizzazione di voci critiche che sono poche, molto poche. Parlo dell'informazione, quella certificata. Sì, Lasciamo sì, no, perdere quella- i canali Telegram. chiamiamolo i il mainstream, complottari. diciamo, chiamiamolo così. Sì, ecco, nella informazione certificata ci sta sempre La Verità, ci sono voci sparse. Ci stiamo noi, alcuni, sul sito di Nicola Porro, c'è il Giornale d'Italia, però siamo tutte voci, saremo 5, 10 al massimo. Senti Max, tu scrivi giustamente, però questo è un passaggio molto interessante da commentare insieme se vuoi, che i giudici europei, senza girarci troppo intorno, dicono che la numero uno delle istituzioni europee, cioè la Presidente della Commissione von der Leyen, ha detto bugie. E fanno capire che insomma Sì. non ce la si può cavare in questo modo, no? Perché l'imbroglio è troppo l'ossa, consistente. E poi c'è un altro aspetto, farmaci garantiti come sicuri si sono rivelati, come tu scrivi, anche velenosi e perfino letali. Micidiali, velenosi. E allora, come ce la letali. caviamo da questo doppio accrocchio di atrocità? Beh, allora, che la von der Leyen sia una malvivente, nel senso che vive male. Sì, avvolta nel lusso finché vuoi, però è una che negozia affari corruttivi, nascosti, fa sparire le prove, fa sparire gli SMS. Era stata mandata via in Germania perché aveva la stessa attitudine. Ha messo il marito che era un funzionario di Pfizer, lo ha messo all'Università di Padova a controllare la gestione di 350 miliardi che lei 350 milioni che lei ha autorizzato del PNRR, cioè tutta una roba in famiglia. È una che ieri ha preso un aereo privato insieme alla Mezzola e a quell'altro posto per fare 150 chilometri. Cioè sta spingendo una transizione green che è devastante, che è improponibile per il cittadino normale, che dovrebbe spendere 100.000 euro all'anno solo per... E lei si fa 3 viaggi con l'aereo privato all'anno. Questo vuol dire vivere male, malvivere. E dietro ci sono delle corruzioni spaventose. Allora, però è una buona notizia. Il fatto che ci siano delle corruzioni spaventose la salva. Perché sì, lei potrà anche essere condannata, soccombere verso il New York Times, le prove, le dimostrazioni, però resta tutto lì. Nel momento in cui lei rimane dove rimane, il suo potere si accresce perché dimostra che lei va oltre le leggi e il suo potere è il potere dell'impunità. Nessuno può toglierla. E perché non può toglierla? Perché se cade lei, se va in galera lei, la devono seguire tutti. Cade completamente un sistema che è un sistema di repressione e di controllo globale. Tutta Europa. Perché l'Unione Europea è stata un po' la cabina di regia, il terminale di tutti i paesi europei, quasi tutti che Quindi si sono ovviamente non può cadere, adeguati. non può cadere. Ma tu immagina se cade lei e questa comincia a parlare, chi rimane in Italia? A piede libero chi rimane in Italia? Certo. Poi in Inghilterra, poi in Francia, poi in Germania. E allora, sai, l'unica speranza è perché siccome questi qua prendono gli aerei privati insieme, si drogano insieme, lascia perdere la cazzata, anche lì, la cazzata di quelli in treno che pigliano la droga, quella è pura disinformazione russa e io continuo a dire, non riesco a capire perché
Quando una puttanata viene da Israele o dall'America o dall'Europa è una puttanata. Quando una puttanata, una disinformazione viene dalla Russia o da Hamas, diventa Vangelo. A me queste cose non mi stanno bene, perché o si è scettici e critici su tutti, oppure si fa il gioco delle tre carte. Però insomma, che questi facciano i loro Davos, i loro World Economic Forum, dando il peggio, però sono figli di puttana, per cui può anche l'unica speranza, sono due le speranze. Una è che questi potenti intorno al potere capiscano che questa qui è diventata indifendibile e la sacrifichino. Ma d'altronde è gente come scrivi tu che ragiona così, no? Con questi ragionamenti. Affermare che in quanto un essere umano hai diritto all'acqua è una soluzione estrema. Come qualsiasi altro alimento, anche l'acqua dovrebbe avere un valore di mercato, dicono questi qua. No. Dicono i von der Leyen, gli Schwab. Sì, questo è il successore di Schwab al World Economic Forum. Allora si spera che a un certo punto... Aspetta che ti abbiamo perso, Max. Ti abbiamo perso, ma spererei tanto che sia un disturbo passeggero. Vediamo dalla regia se riusciamo tanto a recuperare il collegamento, però è bellina questa frase. Affermare che in quanto essere umano hai diritto all'acqua è una soluzione estrema. Come qualsiasi altro alimento, l'acqua dovrebbe avere un valore di mercato. Tutto sommato non è che ci siamo molto lontani già adesso. Allora, vediamo di recuperare il contatto con Max del Papa, vediamo anche di dare un'occhiata nel frattempo, così giusto per tenerci in pista con la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, che apre, tra 4 secondi ve lo potrò dire, che sono diventati 2-1-0. Eccolo qua, Trump, ci avviciniamo a un accordo con l'Iran sul nucleare, ha detto il presidente degli Stati Uniti a Doha. Potrei andare in Turchia domani se ci sono progressi nei colloqui tra Russia e Ucraina. E a proposito di questo, Ucraina, la delegazione russa guidata da Miedinsky è arrivata a Istanbul. Putin non ci sarà per incontrare Zelensky. Poi c'è il delitto di Garlasco, ancora in primo piano. Tra le notizie di oggi, perquisita la casa di Sempio, trovato un martello nel canale, controlli in abitazioni dei genitori e degli amici, presi personal computer e telefoni. Anche un martello tra gli oggetti rinvenuti nel canale di Tromello, che Vigili del Fuoco e Protezione Civile hanno dragato su disposizione della Procura di Pavia alla ricerca dell'arma del delitto di Garlasco. Lo ha rivelato Chi l'ha visto, il programma di Rai 3. 18 anni fa l'omicidio di Chiara Poggi. Il martello sarebbe ritenuto interessante dagli investigatori, scrive l'ANSA, che negli ultimi mesi hanno riaperto le indagini, perché dalla villa in cui è avvenuta l'aggressione alla ragazza risultava mancare proprio un martello, sequestrato insieme ad un altro attrezzo da lavoro. Max, ne ho approfittato per dare un'occhiata all'agenzia ANSA. No, oggi è una giornata complicata. No, beh, insomma, tanto è il bello della diretta, ma è veramente bella la diretta. Dicevo, la soluzione che mi sta più a cuore. Senti, però l'acqua ha già un valore di mercato, te non la paghi la bolletta dell'acqua. No, ma non gli basta, questi vogliono di più. entrare proprio nella logica del mercato, cioè un bene scarseggia, ve lo facciamo pagare come la benzina, come il Brunello di Montalcino. Sì, poi che scarseggi lo decidiamo noi. Sì, assolutamente. Allora io spero che a questa qui, la von der Leyen, ma a tutti, e sottolineo, capitemi bene, tutte le figure istituzionali che coinvolte, o cannibali come li chiami tu, si ammalino e muoiano, vengano le malattie che sono venute a noi, cancri, paralisi, malattie neurodegenerative, infarti, miocardie, qualunque cosa pur di annientarli. Io li voglio vedere al posto mio. Capiscimi bene, tutti, perché erano tutti dentro, tutti, quelli che predicano ci vuole più vaccini, più Europa. Va bene, adesso tocca a voi, adesso voi dovete passare quello che ho passato io, possibilmente non salvandovi, va bene? E non sarò cristiano mai. Di comprensione più di tanto non ci sta, ce ne va. Quindi abbiamo passato noi l'inferno, stiamo passando, io li voglio vedere lì. E perché i politici non se ne ammala mai uno? Tra l'altro, a proposito, è l'unica speranza che io ho. Si potrà, no? Dici tu auguri l'odio. Sì, a me mi hanno distrutto, io auguro il male. Potete vederla alla von der Leyen che pesa 30 kg. Avanti all'aereo dopo.
perché non devo. Allora, a proposito di questo, tu hai scritto un altro articolo che invito coloro che ci seguono a leggere, ma che ti arriva un pugno nello stomaco. E hai scritto l'articolo sulla fatica o fatigue, perché la fatigue è proprio una sindrome, no? Precisa, la fatica di continuare a fare quello che fai, che stiamo facendo anche adesso, di lavorare, di raccontare e anche in particolare di occuparti di questo che stavi appena dicendo, cioè dei danni prodotti dai vaccini. Mm? E che cos'è? Come puoi definirla questa fatica? Io sul giornale d'Italia.it gli ascoltatori e le ascoltatrici potranno leggere questo articolo che non ha bisogno di essere riassunto da me, ovviamente, però cos'è questa fatigue che ti porti dietro? La fatigue, che è un nome così letterario, Sì, lo chiamano così. è una condizione che va oltre lo stato psicofisico di estenuazione. Non ci sono parole per Cioè non è definirla. semplicemente stanchezza. No, non è stanchezza, non è sfinimento. Non lo so, potrebbe essere come immagine l'idea di una pianta ormai riarsa sotto il sole implacabile, di un cagnolino che sta lungo la strada sotto il sole implacabile col muso chiuso dallo nastro adesivo. Ed è così giorno, notte. È qualcosa che intanto è una cosa endemica, non ti passa mai. Poi è qualcosa che ha dei picchi da un momento all'altro. Io che sono qui che parlo con te non riesco più a parlare, devo stare sdraiato. Adesso io sono sdraiato, sono quasi sempre sdraiato. E quindi tutti che ti guardano, tu che guardi ma non riesci a parlare, è imbarazzante. Questa situazione di totale negazione, di totale annientamento, annichilimento della persona si riverbera nella psiche, quindi tu ti vergogni, hai degli accessi di depressione perché capisci proprio che sei ormai una medusa che evapora al sole, vai in panico, ti vergogni, capisci che la tua vita è questa impotenza fisica, no impotenza, non puoi fare niente, sei dipendente da tutto, ti devi appoggiare, ti trascini, ti sorreggono, sei invalido, anche se a vederti ti dicono ma che bell'aspetto che hai, però insomma sei meglio di prima, Chemio ti ha fatto bene, in realtà sei un invalido totale per diversi momenti della giornata. All'improvviso, tu mi hai anche visto perché qualche volta mi hai visto cedere le forze così, e non ci sono le parole, è una cosa che dicono dipende dal male. Io ho avuto un cancro del sangue, un linfoma, può dipendere da quello, dipende dalla chemioterapia, che ci vogliono anche 2 o 3 anni per smaltirla, può dipendere da effetti collaterali, può dipendere dal vaccino. Ecco, Il vaccino però, appunto, tu dici a un certo punto, no, ragioni in questi termini, dici ma è inutile che stiamo a girarci troppo intorno, a intorbidare le acque, esaminiamo i fatti, mettiamoli in fila e diciamo le cose come sono. I fatti ormai sono riconosciuti, sono pacifici, sono allora, chiari. Io non mi comprometto su internet perché poi sai, non hai controllo, ti bloccano. Però se io metto le mani addosso a qualcuno che sui commenti mi dice o mi prende per il culo, del Papa, vedi, il vaccino sta morendo, mi prende per il culo, impotente, no? O mi dice che mi invento tutto, che sono arrivati anche a dire che io mi invento questo. O mi dice, ma allora il tuo cancro non ha ancora fatto effetto. Se io gli metto le mani addosso, se io ritrovo uno di questi qua, riesco a identificarlo, io mi faccio passare per quei 15-20 secondi la fatigue e dopodiché quello non parlerà più, non scriverà più, non camminerà più dritto. Se gli va bene vivrà tutta la vita come vivo io. Questo lo dico piano e forte.
lo dico in pubblico, sapendo che questa trasmissione poi gira, va per i social, e lo dico perché uno che si comporta così merita la vendetta, merita la punizione. Bisogna provare, ecco perché allora questi qua basta uno e paga per tutti. Poi ci sono i politici, i cosi, questi qua non meritano pietà, non meritano comprensione, non meritano rispetto, meritano solo la speranza che si ammalino malamente e molto male muoiano. E qua torniamo Tutti quelli che, al punto tutti sopra, quelli no? che dicono ce ne vogliono di più, no, non è vero, dove sono le prove, tu che parli a fare. Io parlo perché sulla faccenda ho un'esperienza da malato, da giornalista, da testimone e anche, permettimi di dirlo, da medico, che non sono, ma a forza di confrontarmi con i medici. Ecco, Max, però c'è un aspetto, no? Siamo partiti dalla von der Leyen e dal osceno, infame, mostruosamente elevato giro d'affari e di profitti, no? Centinaia di miliardi, che siano euro o dollari. Centinaia di miliardi per farci stare così. Ecco, appunto, allora, e quella lì è una linea perseguibile teoricamente, poi tu giustamente argomenti, sarà perseguibile fino a un certo punto, perché se crolla questa, crolla tutta la baracca, no? Quindi diciamo, però il New York Times giustamente e il tribunale dicono questa è una linea, diciamo così, che di comportamenti che possono essere perseguiti sotto il profilo sia dell'inchiesta giornalistica che sotto il profilo penale e quindi in tribunale. Però c'è l'altro aspetto, che questo qui invece proprio neanche lontanamente nessuno, nemmeno il New York Times lo scrive, che è l'aspetto che dietro a quel giro di centinaia di miliardi d'affari c'è quello che ci hai appena raccontato tu, o quello che hai scritto. Tu la metti così molto semplicemente: i vaccini portano la proteina spike e la proteina spike, contrariamente a quanto garantito, continua a girare per il nostro corpo. Continua a girare, dove trova una latenza, scatena i suoi effetti, cioè, in poche parole, fa esplodere la malattia, non ci sono più difese immunitarie, perché il problema è anche le difese immunitarie a zero. Bergoglio è morto perché dopo 3 dosi non aveva più difese immunitarie. Ecco, però questo qui però allora il New York Times e il tribunale ci dicono del comportamento, diciamo, losco e affaristico, ma quella roba qua non ce la raccontano. E non la raccontano. Non è una certezza medica, scientifica, non è vero, capisci? Sì, le certezze ci sono, mediche, scientifiche, perché oramai ci sono più di 10.000 prove, riscontri, papers, dati, statistiche, fonti, studi, conferme, non le riportano perché insomma il New York Times viene da proprietà che erano legate ai democratici americani, facevano campagna, questi hanno fatto campagna fino a ieri per i vaccini per conto di Biden e della Harris. Ma capisci che di fronte a una roba del genere nessun politico potrà assumersi la responsabilità, no? Cioè, se tu al limite vieni pescato nell'affaraccio dei messaggini, degli affari, eccetera, al limite. Ma questa roba qua non la potrà ammettere nessuno, che abbiamo avvelenato miliardi di persone. Ma no, infatti cosa fanno? Quando cioè, ormai ci sono 100 morti al giorno, 100 vittime al giorno solo in Italia, sono 400.000 all'anno. In Inghilterra il Carlo può dire io ho un cancro, ho avuto un cancro. Ce ne sono più di 1.500 al giorno in più, come fosse niente. Non possono dirlo, perché infatti sono sempre più aggressivi. Quando noi malati usciamo fuori testimoniando, dicendo, raccontando, scrivendo, loro mandano i loro scagnozzi e dicono ma tu non sei ancora morto, perché hanno paura e gli dà fastidio questa cosa. Questa è una cosa tutta del potere, perché io mi rifiuto di pensare a 61 anni, insomma, sì, proprio completamente scemo, non credo ancora di essere, quindi mi rifiuto di pensare che quando io attacco Burioni o Mattarella dicendo questi vaccini fanno male, mi arriva quello con la faccia da centro sociale, il simbolo, la P38, la siringa, la canna, e mi dice tu porco fascista, Mattarella non si tocca, centri sociali per Mattarella, dai. Questi sono tutti
provocatori, sono tutti bot, sono tutti... Come succede in Russia, come succede dappertutto. Ecco, nel tuo articolo, Max, tu citi una cosa interessante che mi ha colpito, no? Una notizia, o meglio, sì, un'informazione che è stata data a Milano pochi giorni fa in un incontro organizzato da Oncopeptides. Oncopeptides è un'azienda biotecnologica di ricerca, sviluppo, commercializzazione di terapie contro i tumori, in particolare contro i tumori difficili da trattare, no? E cosa dice Oncopeptides in questo convegno, in questo incontro di cui tu hai dato conto, che in Italia l'incidenza del mieloma multiplo è di oltre 6.000 nuovi casi all'anno, a livello mondiale più di 176.000, e rappresenta da solo il 17% di tutte le diagnosi di tumore ematologico, e non sono ancora note del tutto le cause della patologia, ma è una neoplasia plasmacellulare in cui la formazione degli anticorpi funzionali viene alterata. Queste cellule del sangue proliferano in modo incontrollato e danneggiano vari organi, tra cui ossa, reni, midollo, che è lo stesso meccanismo, tu dici, che secondo i medici che ti hanno curato ha dato origine anche al tuo linfoma. Sì, queste sono le parole dei medici che mi hanno curato e che erano tutti vaccinisti. Cioè il mieloma è però prima del mieloma come causa esplosiva c'è il linfoma, che è quello mio. Allora, l'informazione dice ci sono 6.000 linfomi all'anno, 10.000 linfomi all'anno. Da quando? Da 2021. Come mai? Cosa è successo nel 2021? Sono entrati i vaccini. Cosa fa il mieloma, il linfoma? Tramite le difese immunitarie a zero ti ammali e l'organismo mette degli come si chiama? Degli anticorpi che sono malati. Ti infettano il sangue, ti infettano gli organi, ti infettano le ossa. Io avevo il midollo osseo invaso al 90%, ero a pochi giorni dalle metastasi, quando mi hanno trovato. E che cosa fa il vaccino? Il vaccino abbassa, chiude le difese immunitarie, la proteina spike azzera, quindi tolta le difese immunitarie, l'organismo cioè sono le stesse cose. Allora, dicono tutto, però meno che legare i rapporti di analogia di causa-effetto. È come uno che dice, ma c'era uno che è morto e prima era vivo, va bene? Come è morto? Ma ha sbattuto contro un treno che andava a 300 all'ora. Però non si sa di che è morto. Come mai? Perché per la legge della fisica, quando uno sbatte contro un treno a 300 all'ora, si disintegra. Sì. E quindi questo ha incontrato col treno, poi è morto, chi lo sa cosa è successo. Si comportano nella stessa maniera. Ecco, tra l'altro... non mi potete violentare anche l'intelligenza, dopo che mi avete macellato il fisico. Dopodiché, oltre a questo, Max, oltre all'intelligenza, diciamo, e alla ricostruzione, tu stai raccogliendo decine di testimonianze del genere. Decine, non sto parlando di casi sporadici. Per esempio nel pezzo diciamo anche centinaia. Tu citi Elisa nel pezzo, no? Chi lo legge ascolterà, anzi leggerà la storia di Elisa, però sono decine. Sì, sono centinaia, ma guarda che queste cose qua non sono come quello che fanno i giornali che se le inventano. Scusami Max, io ce li ho tutti. Appunto, e questa è un'altra roba che raggela. Dobbiamo fare una piccola pausa, ma poi ci sentiamo tra 2 minuti. Bene. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche e cari amici, cari tutti di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Stiamo parlando del nostro integratore, l'ACUC2 straordinario, quello che combatte i dolori articolari, artrosici in maniera naturale, quindi vi ricordo, se volete prenotarlo, chiamate 030 68 40 408. Ma io questa mattina volevo parlarvi anche di un'altra cosa che ritengo molto importante. E che cos'è? È il nostro GastroFree. È l'altra parte della nostra linea di integratori. GastroFree è per coloro che soffrono di iperacidità. Vi è mai capitato di mangiare una foglia di insalata e sentirvi come un pallone e dici ma com'è possibile?
e non ho mangiato niente, sono gonfio, ho sempre il rutto continuo, i mini rutti, non quello la Fantozzi, il ruttone, i mini rutti, e poi no, quello non lo mangio perché non lo digerisco, questo qua mi appesantisce. Allora, ascoltatemi, voi dovete provare il nostro GastroFree, la soluzione alla bava di lumaca. Adesso non è che uno ciuccia le lumache, chiaro, ma viene estratto il muco polisaccaride. Chi ha avuto come me la grande fortuna di avere i nonni in casa avrà sentito parlare che si mangiavano tanti anni fa le lumache per combattere le ulcere. È una soluzione straordinaria, non ha controindicazioni, vi sistema. Allora, il prezzo è questo: 3 flaconi di GastroFree, 59 euro. A casa vostra non pagate il trasporto. Scadenza, adesso vado un po' a naso, un paio d'anni. Provate la natura, GastroFree, ne sentirete parlare, l'originale ce l'ha Alberto Acerbis, che sono io, 030 68 40 408. Ulcere, avete bisogno di digerire bene, iperacidità, bruciore di stomaco, reflusso, GastroFree, 030 68 40 408. Allora, siamo di nuovo qua e intanto direi apriamo le linee telefoniche per chi vuole intervenire, 02 92 94 7222, credo che possiamo farlo, no? Sì, le telefonate le possiamo prendere stamattina perché abbiamo un po' di giro tecnico incasinato, ma quelle sì, quindi le telefonate le possiamo prendere, 02 92 94 7222, e per chi vuol mandare i messaggi via WhatsApp, anche audio, 340 6709 659. Ce ne sono diversi di messaggi che adesso vedo per la prima volta. Per citare De André, scrive Dario: lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Però neanche si costerna, neanche si indigna e poco si impegna, mi viene da dire. Perché quello valeva forse per il discorso mafia, che rende di più. Ma questi indignano e insultano. Io non capisco perché questi virologi stanno in televisione, stanno dove non dovrebbero stare, e invece stanno in televisione dove e non stanno dove dovrebbero stare. Vanno da Cruciani, quell'altro che dà della ballerina a Ether Parisi, ma poi si nasconde dietro le parole, no? È la ballerina, è un bel mestiere. No, lui dà della ballerina in senso ottocentesco, per dire sinonimo di prostituta, sinonimo di buona a nulla. La Parisi, che non è stupida, l'ha mandato a dire, quindi non ha neanche il coraggio. Fanno queste allusioni, ma io allora posso dire che Borioni fa il ballerino da faccia tutte le volte. Cioè questi qua non possono venire a dire: voi ve lo meritate, voi siete dei pazzi, voi state morendo, siete dei coglioni. Questi davano degli asini, dei porci, dei maiali, dei sorci a chi non si vaccinava. Poi è venuto fuori che i vaccini ammazzavano la gente, l'hanno detto quelli che li hanno costruiti e che li hanno negoziati a 500 miliardi. Allora questi si sono zittiti e hanno detto sì, effettivamente, poi adesso hanno ricominciato da capo. Questi non si indignano niente, siamo noi che dobbiamo indignarci perché sono ancora lì. Allora, io li vorrei vedere in galera. Hanno provocato quello che hanno provocato, in galera devono stare. Hanno sbagliato tutto, hanno ragione quando dicono la scienza è io ho ragione, tu hai torto. È vero, e loro hanno torto perché loro hanno sbagliato tutte le prescrizioni sui vaccini e poi hanno cambiato idea 1000 volte. Quindi loro hanno torto, loro devono pagare. Invece sono protetti dai partiti. Ci scrive un ascoltatore, Silvana De Mari, che non abbiamo questa settimana, ma ci siamo lasciati la scorsa con la promessa di risentirci. Se sei d'accordo, Max, la invitiamo per il prossimo giovedì. Ma più che d'accordo. Ecco, benissimo, perché parliamo di quello di cui volevamo parlare, cioè del tema anti-ebraismo e affini. Ma parliamo anche di questo, perché scrive questo nostro ascoltatore, giustamente, Silvana De Mari, altri stregoni fin da subito dissero quali erano le cure per il Covid e di non vaccinarsi. Per questo furono radiati e ridicolizzati da colleghi e stampa. Ma abbiamo anche una telefonata. Pronto? Sono Albino, provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, quello che state dicendo mi sta sconvolgendo, chiedo scusa. Allora, io sono stato trapiantato di cornee a San Raffaele di Milano nel 2021 e nel 2022 e per essere trapiantato, quindi per poter andare in sala operatoria, ho dovuto avere i 3 vaccini, la famosa Green Card, io la chiamo Green Card, è quella americana, comunque il Green Pass, come lo vogliamo chiamare, una pagliacciata. Il problema è che io ho fatto 3 tipi di vaccino.
ho fatto l'AstraZeneca il primo, poi ho fatto il secondo vaccino, mi pare, cosa c'era l'altro, il Pfizer, e poi ne ho ancora fatto uno, il terzo, che era ancora una marca diversa. Moderna. Adesso Moderna, bravo. A questo punto qua io fino adesso, grazie a Dio, non ho avuto nessunissima conseguenza, però la cosa non è che mi rende molto felice, solo che io per farmi operare sono stato obbligato, altrimenti non mi ricoveravano in ospedale. Niente da fare, potevo morire tranquillo, senza problemi. Questa onestamente non mi sta andando giù, nella maniera più assoluta, nonché totale. Mi spiace molto per il signor Del Papa, per i problemi di salute che ha avuto, e veramente, però purtroppo non lo so. Ripeto, di fronte a queste cose rimango basito, non so nemmeno più cosa dire. Vi ringrazio molto per l'attenzione, grazie, buongiorno a tutti. Grazie ad Albino, lavoro, però grazie. l'accusa a questo punto è matematica, è facile. Chi ragiona come Max Del Papa mette nel panico anche chi non ha avuto niente pur avendo fatto i vaccini. Sì, vado oltre, ma io sono molto, mi fa molto piacere e sono molto vicino a questo ascoltatore, però vorrei sapere perché 2 volte 2 trapianti di cornea in 2 anni? Dal 2021 al 2022, guarda caso. Allora, il nostro Vorrei ascoltatore capire. non è in linea. No, per carità. C'è un'altra... Io conosco anche molta gente che dopo il vaccino ha avuto problemi alle cornee, alla vista, per non parlare di quelli della sordità. Cioè, io ho un suocero che età biologica 20 anni di meno, 3 vaccini, non sente più niente, e tutti i medici da cui è andato, tutti gli otorini, a un certo punto ha cominciato a dire: è stato il vaccino, è stato il vaccino, è stato il vaccino, è stato le 3 dosi, tutti. È un problema neurologico, tutti. E ne ho sentite decine, centinaia come lui. tu mi stai terrorizzando, Albino. Pelù è sordo. Piero Pelù è sordo perché il tecnico gli ha fatto scoppiare una cuffia nell'orecchio. Si è fatto 8 vaccini. Finardi, che è appena uscito, Eugenio Finardi ha fatto un disco bellissimo. Inaspettatamente bello, l'ultimo, inaspettatamente, ma bello, proprio intenso, drammatico, con una veste musicale molto moderna, ma che comunque non tradisce mai, conferma sempre la sua sensibilità musicale. È veramente un bel disco, si chiama Tutto, è uscito da pochi giorni. Però l'ha fatto in una condizione allucinante, sordo, totalmente sordo. E lui dice: perché sai, 50 anni di concerti e di batteria, ma chi vogliamo starla a raccontare questa? No. Allora, abbiamo un'altra... Quante dosi ti sei fatto? Abbiamo un'altra telefonata, Max. Sì. Pronto? Sì, pronto. Ciao a tutti. Max, prima di tutto un grande abbraccio per quello che stai provando. Grazie. E volevo dire una cosa, ma perché non ci sarà un altro processo di Norimberga della situazione? Perché cane non mangia cane? Perché chi giudica è anche lui stesso dentro in questo vortice corrotto? Io ho la mamma che l'ho persa e nel giro di 2 mesi, un tumore devastante. Non conosco nessuno che non abbia avuto di fianco a lui qualcuno con dei problemi, o qualcuno che ha comunque sempre dei problemi, o che ha avuto di fianco a lui qualcuno che non ha avuto un morto. Bravo. Perché nessuno dice niente? Porca di una miseria, perché nessuno fa niente? Io sono imbestialito, ho il terrore che succeda qualcosa alla mamma dei miei figli, che purtroppo dentro nel vortice si è vaccinata, io no, cazzo, ma se succede qualcosa a lei, poverini, cioè, veramente continua a vivere nell'angoscia, però perché nessuno fa niente? Basta, tutto qua. Allora, nessuno fa niente perché Norimberga è stata concentrata solo sui tedeschi. Qui Norimberga dovrebbe essere il mondo che giudica il mondo, perché questa faccenda, questa pandemia procurata per un morbo, un virus che adesso sappiamo con certezza essere stato fabbricato apposta in un laboratorio, mai chiarito, e combattuto con un antivirus che non è mai stato chiarito, e lo sappiamo con certezza perché ce l'hanno detto proprio quelli di Pfizer. Noi non abbiamo testato nessuno, lo abbiamo testato sulla gente, come voleva Obama, come voleva Bill Gates, come voleva Schwab. L'hanno detto loro, sono tutte le frasi. Quindi bisognerebbe che il mondo processasse se stesso, tutti gli stati processassero loro stessi. E non mi pare una cosa proponibile, tanto più che solamente per l'Europa c'era un giro di 500 miliardi. Cioè, questa è una cosa che ha insegnato al mondo, anche libero,
quanto è facile trasformarsi in dittatura, cioè trasformarsi in una totale totalitarismo repressivo. Tutti i paesi collegati, le dittature conclamate, le democrazie negative, le democrazie autoritarie, fatto facilissimo. Infatti loro dicono, no, arriva un'altra pandemia, vedrete che arriva, lo dicono in maniera gioiosa. Hanno fatto questi vaccini che sono ancora più la spike che si propaga, no? Con uno starnuto, con un contatto, anche se tu non lo prendi, quell'altro che ce l'ha, cioè i vaccini che si comportano come un'epidemia. Perché questi soldi adesso per un attimo hanno lasciato rifiatare, si sono buttati sul commercio, sulla fabbricazione delle armi. Quando questa faccenda delle armi pure sarà estenuata, si torna ai vaccini e non deve finire mai. Come fa il mondo a processarsi? È già buono che qualcuno abbia ammesso qualcosa, non in Italia, eh? In Italia nessuno mai ammesso, in Italia sono più arroganti di prima. La destra traccheggia, fa finta di la sinistra, quando gli interpelli qualcuno di questi qua, gli Schlein, dicono no, noi siamo stati troppo molli, ma la prossima volta non faremo prigionieri. Max, ci scrive. Ci sarebbe anche da discutere poi dei rapporti tra questi governanti, le Schlein, i Conte così, e certi cialtroni, certi guitti da rivista, da spettacolo, che si trovano tutti insieme, i politici che vanno lì a sentirli nelle loro invettive, e questa è gente che diceva vorrei vedere i morti Novax, Portiglia Verde, vorrei vederli morire e cadere. Quando la Schlein va alla cialtronata di uno Scanzi, il quale diceva voglio vederli morti cadere come mosche mentre mi ubriaco, e lui è saltato la fila per farsi il vaccino, ma secondo me neanche se l'è fatto. Vuol dire che lì c'è un discorso di complicità tra il politico di potere e il guitto, e queste cose non vanno dimenticate. Allora, ci scrive Luigi, grazie per quello che fate, ma almeno ci dicessero cosa e come fare per neutralizzare la proteina spike. E come fare? Come fare? A me mi hanno dato tante di quelle consigli, farmaci, danze, cose. Io insomma, dopo 2 anni pigliavo 25-30 medicine al giorno, mi sono anche un po' stufato, perché poi ognuno fa quello che vuole, però bisogna selezionare molto, perché anche lì a me mi arrivano 50, prendi quello, prova quell'altro, sì, ma io non sono un supermercato, già hanno sperimentato il vaccino su di me, quindi poi tu sei un imbecille, sei un criminale, meriti di morire perché ti sei fatto la chemio. Sì, però io se non mi facevo la chemio avevo 4 mesi di vita, e quindi con la chemio sono ancora qua. Poi certo la chemio ti distrugge, però io sono ancora qua. Allora no, perché tu devi fare la dieta di Chiara Ferragni, pensarti forte, sano, e se ti versi sano non c'è qui il cancro. La signora è andata anche a fare in culo, che anche sull'irrazionalismo così a buon mercato. No, ma ognuno se ne cerca, andateci piano con i medici, con le cose. A me mi hanno detto questa fatigue, per tornare a dove siamo partiti, questa ti resta. Bene che ti resta 3 anni. È perché il cancro, la chemio, i problemi alla prostata, le 2 broncopolmoniti, il vaccino, e questa roba te la tieni. Quindi io prendo gli integratori, con attenzione però, perché non è che puoi prendere tutto. Prendo gli integratori, prendo il blu di metilene, perché quello me lo consiglia Silvana De Mari, e io mi fido totalmente di Silvana De Mari. Piccole cose, ma non è che puoi riempirti di rimedi esoterici, cioè le cose si accettano. Quando quello diceva prima, io sono preoccupato, non so se per la suocera, per la madre, ha ragione, perché comunque noi su questa strage, è brutto dirlo, ma siamo ancora all'inizio, nel senso che non esiste una famiglia. Per me tutti quelli che si sono vaccinati sono malati latenti, la speranza è che resti latenza, però tutta questa falcidia che è cominciata da 4 anni è ancora solo all'inizio, dovremmo scoprirlo molto di più, e non esiste al mondo un nucleo familiare che non pianga i suoi morti, i suoi invalidi, i suoi malati. Questo hanno fatto e continuano a fare, e noi abbiamo questi governanti che stanno lì, che su queste dosi, su questi affari corruttivi si prendono i loro 3 aerei privati alla settimana, e poi abbiamo altri governanti, per carità, specchiati, santi,
che dicono no, ci vuole più Europa, l'Europa non si torna indietro, bisogna fare, l'Europa si deve svegliare, e se l'Europa si deve svegliare, caro Mattarella, se l'Europa si deve svegliare e nessun dorma dopo 35 anni, vuol dire che qualcosa è andato male. Allora, continuare a insistere su qualcosa che non funziona, che è andato male, che ci ha dato queste robe, che ci ha dato la macchina elettrica, una transizione verde disastrosa, se dopo 35 anni questi ogni cosa che impongono poi se la rimangiano, allora forse non è questione di insistere ancora di più, ma di farne a meno. Perché così è solo ideologia, è solo il comunismo che diceva più morti ci sono, più comunismo ci deve essere. 35 anni ci abbiamo avuto. Allora Max, abbiamo un altro ascoltatore, ringrazio intanto Gianni da Genova che comprerà il tuo libro, ci scrive, ci saluta e ti saluta con grande affetto. Io sono 4 i libri, è un libro in 4 parti. Ha cominciato col Vale Tutto, poi ha continuato con Ti vaccini, ti ammali muori, Ti vaccini, ti ammali muori, poi è Per il tempo che resta e adesso è Noi non ci salviamo. Sono tutte parti di un racconto che dura da 4 anni. Sempre da Genova, poi lo leggiamo alla fine, il messaggio di Agron Colti, albanese di destra, come si definisce lui che ci ascolta, ma poi leggiamo il suo interessante messaggio. E poi però abbiamo una telefonata ancora in attesa da un po' di tempo, me ne scuso. Pronto? Pronto, buongiorno. Sono io, ciao. Sì, buongiorno, grazie. Sì. Ciao Giulio, ciao Max, sono Daniele dalla provincia di Varese. Sentivo quando riesco in macchina ad ascoltare sempre con un po' di attenzione Max e tutte le sue storie. Io sono riuscito, faccio l'agente di commercio, fortunatamente non mi sono vaccinato. Ho tenuto duro con i miei 2 figli, 3 figli, Matteo e via, e mia moglie, però i ragazzi una dose l'hanno dovuta fare perché sennò questi delinquenti, altro che nazisti, questi sono dei delinquenti con la patente giusta, hanno dovuto fare una dose e mia moglie purtroppo ne ha fatte 2 perché sennò non andava più a lavorare. E l'anno scorso, aprile, un anno fa, di punto in bianco il mieloma multiplo, un po' di cellule nel midollo, un po' di stanchezza, un po' di questo, come si dice, un'analisi normale del sangue ed è uscito il mieloma. L'altro giorno parlo con una mia cliente, 58 anni, anche lei da 21 mieloma multiplo dopo. L'altro giorno ancora un altro. Quindi altro che il processo di Norimberga, che questi sono dei delinquenti con quei comunisti schifosi progressisti. Chissà che pure gli altri. Cambi veramente qualcosa. Te Max, anche te hai il mieloma, se non mi sbagliavo, no? Cos'è che era il tuo problema? Linfoma, non Hodgkin, indolente, eccetera, citoplasmo, adesso il nome lungo l'ho anche rimosso, però ho il linfoma. Sì. Ho avuto. Quello lì che è abitato a mia moglie, anche quello lì sembra che sia latente e quant'altro, però lei stava molto bene e guarda caso adesso, va bene, vi saluto, ciao, grazie ancora, ciao. C'è un'altra chiamata. Cosa. Appunto, non è che. Comunque c'è un'altra chiamata ancora, Max, la sentiamo subito. Pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Giulio, ciao Gianni. Un abbraccio a Max, comprerò il suo libro. Ci si dimentica del buon Brunetta e al CNEL. Io me lo ricordo bene come cercava con quella faccia, vabbè, lasciamo perdere, malefica, come instillava odio perché non si vaccinava. Io purtroppo non ho fatto 2 vaccini solo, poi mi sono preso il Covid, speriamo bene, perché l'ho fatto per via di mia mamma che è anziana, che ti mettevano, sai, tutti questi, fai il vaccino, il caro Draghi lì che non si vaccina, fa morire gli altri, e continuano sempre questi qui a fare i cazzi che vogliono, altro che democrazia occidentale, meglio lasciare perdere, che siano tutti maledetti. E il buon Mattarella si sveglia per dire e nessuno dorma di Puccini, che se potesse mai uscire dalla tomba Puccini non so cosa fa. Comportato come un morto, serio come una mummia. Troppi stanno dormendo il sonno eterno. Gianni, grazie. Gianni, grazie. Grazie a Gianni da Genova. Mentre ci scrive Raimondo, un abbraccio a Max. Ci sono speranze nell'azione di Kennedy per fare luce? Saluto da Padova. Non lo so, Kennedy lavora in America, sta in America c'è comunque un contesto diverso, lo dicevamo prima. Non lo so, non so quanto, non so fino a che punto. Quello che so è che finché l'Italia continua a stare nel contesto dell'Unione Europea
dove ci sono le von der Leyen che negoziano coi burla, che nascondono i messaggini, che prendono gli aerei privati e che ti fanno nuovi vaccini, la vedo dura, perché non si può sempre aspettare l'uomo della provvidenza o l'effetto domino o quello che è. Bisogna anche considerare la situazione particolare dell'Italia, paese dove, a parte le dittature, la Cina, è il paese, diciamo, democratico dove è stato fatto questo esperimento di totalitarismo sanitario, riuscito benissimo, e dove nessuno, cioè io ci parlo con la gente in privato e dico sì, ho il rimorso, so benissimo, e perché non lo dici in pubblico? Ma che sei scemo, in pubblico non si ammette mai niente. Questa è l'Italia. Ascolta, Quindi, abbiamo pochi minuti, un'altra telefonata, una o due non ho capito, però ti giro anche il messaggio perché io non ometto nulla. Una domanda, ma c'ho da dire una cosa alla fine. Sì. Ma è veramente contagioso il vaccino? Mi pare che tu l'abbia detto prima con uno starnuto, se non ho capito male. Se così fosse... Questo è il nuovo vaccino che hanno appena messo in commercio, che non è più a mRNA ma a saRNA. Quindi questo sì, è il vaccino che agisce come un virus. Se fosse così, scrive l'ascoltatore, allora ne saremmo tutti contagiati, anche chi è artefice della malefatta, perché non puoi frequentare solo non vaccinati. Infatti la logica è quella lì. Però questo sta confondendo i vaccini di prima con quello che stanno mettendo in commercio adesso. Allora, la chiamata la sentiamo subito. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Mario. Un abbraccio a Del Papa. Cortesia, Kenark, mi potrebbe ripetere il titolo del libro, se lo si può trovare in qualsiasi libreria, e poi faccio una considerazione. No. Te lo spiega subito Max. Max, diglielo tu. Sì, il libro, l'ultimo, si chiama Noi non ci salviamo. Noi non ci salviamo. No, sono sulle piattaforme, in libreria non lo accettano. Ah, in libreria non lo accettano? No, perché ho giusto una libreria a 200 metri da qua ci puoi ordinarlo tramite la libreria, ma sempre tramite Amazon, perché non lo accettano, se no. E io non posso non posso diventare industriale della carta, libraio, non ho io posti dove mettere la giacenza, quindi mi posso affidare solo a Amazon che lo stampa a richiesta. Alla faccia del paese democratico come è ridotta l'editoria oggi in Italia. Se io avessi ucciso qualcuno o avessi violentato dei bambini o avessi rubato come von der Leyen, avrei avuto tutte le televisioni e tutte le case editrici disponibili. Ma siccome io non ho precedenti, non ho mai rubato, non ho mai messo le mani addosso a nessuno, sono vittima di un vaccino e in un certo senso di me stesso, nessuna casa editrice accetterebbe mai questi miei lavori, che sono tutti veri però, perché sono documentati. Cioè come uno Scurati qualsiasi, insomma. Allora, volevo dire in quanto a pubblicità. Se io come Scurati parlassi di Mussolini perché sono sessualmente attratto da Mussolini, perché Scurati, come tutti questi qua, è sessualmente attratto da Mussolini, mi farebbero ricco. Il corpo del Duce, era uscito un libro. Del PD e andrei in tutte le case editrici. Non avendo io queste pulsioni sessuali, devo farmi libri da solo. No, ma la domanda è finale, se mi può dare, ma quando un processo reale alla Cina, che oltre che ci ha dato il virus del Covid in tutto il mondo con il laboratorio, a proposito è l'unico paese al mondo che ha la barbarica usanza, lo dico a voi due che siete animalisti, di vendere ancora animali vivi, va bene, macellandoli in una maniera di una ferocia senza pari, e quello lo chiamano un paese di 5.000 anni di civiltà, va bene, ma quando è un processo reale al regime comunista, nazi-comunista cinese? Questo io mi domando. Invece questi qua adesso stanno infestando il mondo pure col fentanyl, oltre a tutta la merda che riversano. Ma quando è che ci libereremo di questo regime infame e di questo popolo, diciamo, molto complice? Grazie. Allora, un brevissimo commento, ma intanto ti giro, se lo vuoi fare subito Max, poi ti giro un po' di messaggi, gli ultimi. Sì, volevo dire che intanto mi fa molto piacere questa partecipazione che oserei definire clamorosa. Sono molto contento, non solo per me, ma perché quando il pubblico ti segue, insomma, e poi su questi temi qua
vuol dire che abbiamo toccato ancora dei nervi scoperti. Penso e spero che la radio sia contenta, perché comunque mi risulta che queste trasmissioni vanno anche molto oltre la media di ascolto. Sì, io sono contento. Io, sai, mi muovo come uno che non ha più molto da perdere. Io ho passato tutti gli inferni che un uomo può passare. Sono ancora qui, non so per quanto. Però non me ne frega più un cazzo delle conseguenze. Non è che sto a avere la paura, Dio cosa succede. Io oramai sono morto tante volte. Cioè, quello che parla di me non è una persona viva, non so neanche io che cosa. Questo vuol dire che se io trovo in giro, io vado molto poco in giro per convegni, per cose, mi faccio le cose mie. Domenica a Tolentino faccio un reading poetico dove parlo anche di queste cose, però frequento poco, perché se io trovo, mi viene in faccia uno che sia un politico, che sia un giornalista, anche un giornalista di potere, anche un giornalista così importante, e mi viene a dire: no, tu devi stare zitto, tu che parli a fare, tu non devi toccare i vaccini ci hanno salvato, io gli spacco la faccia. Fosse Max. Il Papa, fosse il Presidente del mondo, fosse il più importante giornalista della terra, io lo disfo. Chiaro? Ecco, questo volevo dire. Max, ti leggo a manetta tutti gli ultimi messaggi time, bel po' che sono arrivati. Sì. Allora, Anna Rita dalle Marche, vorrei fare una considerazione sugli auguri fatti dal signor del Papa a cui mi aggrego, ma pensate che quei signori l'abbiano fatto veramente il vaccino? Io non ci credo, scrive Anna Rita. Dopodiché... Berlusconi l'ha fatto, gliel'hanno fatto fare e l'hanno ucciso. Ecco, un altro ascoltatore si pone lo stesso problema, ma i nostri governanti l'avranno fatto veramente sto vaccino. No, Dopodiché, ancora, visto che nessuno lo ricorda, lo faccio io. L'unica parlamentare che si è sempre opposta, non come quelli che si sono rifatti una verginità, è stata la pazza spostata Sara Cunial, che Dio l'abbia in gloria. Vabbè, questo è un en passant. Laura, siamo sicuri che Burioni, Bassetti, Draghi si siano vaccinati? È il tema che pongono un po' tutti. Un audiomessaggio velocissimo, lo sentiamo? Non sentiamo un cavolo, deve essere mandato dalla regia, io non ho capito perché non funziona più dalla mia postazione questa roba qua, però vediamo di sentirla lo stesso, questo audiomessaggio, se ce la facciamo, se no andiamo di corsa. Buongiorno, No, non ce la facciamo, no, purtroppo, mi spiace. Forza Max, grazie a Radio Libertà, un abbraccio Armando, è l'ultimo messaggio che ti cito. Va bene. Allora, siamo alla fine, Max, non so se volevi dire qualcosa, però io devo leggere il messaggio di... aspetta, prima di questo vado velocissimo. Agron Colti da Genova, l'albanese che si definisce di destra, il signore albanese che si definisce di destra. Buongiorno, ho lavorato per voi, per il partito della Lega del mio amico Matteo Salvini a Genova e in tutta Italia, non solo con i miei amici ma con gli italiani. Ma non avrei mai creduto che Meloni avrebbe sostenuto un primo ministro come Edi Rama, che compra i voti coi soldi della corruzione in Albania. Meloni si congratula con Rama per la sua vittoria al quarto turno delle elezioni. Riuscite a immaginare se questo si verificasse in Italia comprando elettori? Come reagireste? Non sosterrò Meloni né a Genova né in Italia, rimarrò fedele al mio amico Matteo Salvini alla Lega, perché provengo da una famiglia albanese di destra, scrive Agron Colti, che volevo citare, non per associarmi all'accusa di corruzione a Edi Rama, ma perché comunque è un tema che gira anche quello, no? Non è che possiamo chiudere sempre occhi, orecchie e tutto. Comunque... No, ma noi siamo molto fortunati perché in Italia corruzione elettorale non ce ne fa mica. Un'ultima domanda a Max, arrivata proprio al volo qui su WhatsApp. Giordano ti ha mai invitato in trasmissione? No, Giordano mi ha detto che io non potevo entrare. Perché? Questo andrebbe chiesto a Giordano. Bene, se hai qualcosa da... Che ci sono persone a Mediaset, i figli eccetera, che hanno messo il bando, i figli, la Ronzulli, anche gente dello spettacolo, poi dopo però non ne so di più, neanche mi interessa. Allora, dovevi dire qualcosa in conclusione, Max, mi hai detto prima. Sì, queste sono cose, io sono dai miei inferni in poi sono pieno di tenerezza e di dolcezza e di amore per tante persone sofferenti che la pensano magari in modo diverso da me, ma sono tutto per loro, anche perché non si può colpevolizzare la gente perché ha ceduto, ci ha fatto un vaccino, non sapeva cosa faceva, è stata costretta. Per questi io ho solo amore. Però per quelli che invece mi provocano,
quelli che dicevo prima, per quelli che insistono, per quelli sono una persona ancora più pericolosa di prima. Sono una persona incline alla violenza, sono una persona che non ha nessuna voglia di confrontarsi, e chi mi viene davanti deve sapere che se dice la parola sbagliata può avere delle conseguenze molto molto pericolose, molto molto gravi, perché io vado subito alla gola. Max, chiudiamo così. Alla gola ci hanno preso un po' tutti, ma anche metaforicamente, e comunque, grazie a Max Del Papa e a tutti coloro che sono intervenuti in questa partecipatissima ora. Grazie a tutti veramente. Sì, guardatevi anche il post su Radio Libertà, perché scoprirete un falso d'autore di quelli meravigliosi. Comunque, grazie Max, un abbraccio. A voi. Settimana prossima chiamiamo Silvana. Avete ascoltato Auto da Fè.